Un momento celebrativo oggi allo Scientifico Leonardo, con l'accoglienza dei nuovi alunni e con la presenza degli ex alunni del Leonardo che verranno anche premiati, con una novità quest'anno per lo Scientifico, l'indirizzo matematico. Si tratta sempre di liceo scientifico col potenziamento della matematica e della fisica. Infatti abbiamo stilato un protocollo d'intesa, una convenzione con l'Università di Palermo, perciò questi ragazzi saranno seguiti anche dall'Università di Palermo. Per quanto riguarda la giornata di oggi, come giustamente ha detto, noi il primo giorno di scuola lo dedichiamo sia ai ragazzi nuovi arrivati, quindi quelli che vengono in prima, ma anche a coloro i quali sono usciti nell'anno scolastico precedente, conseguendo la maturità scientifica con voti abbastanza alti. Evidentemente è un modo per passare il testimone e quindi far vedere ai ragazzi che per la prima volta entrano in questa sede, far conoscere i compagni che hanno già studiato qui per 5 anni e hanno conseguito eccellenti risultati. Purtroppo non ci sarà, lo abbiamo appreso adesso, l'assessore regionale Ippolito. Sì, è arrivato un messaggio poco fa dicendo che per motivi istituzionali è a Palermo, deve andare a Palermo e quindi non passa da Agrigento. Nuovo anno scolastico, qual è la situazione dell'edilizia per quanto riguarda le scuole di competenza comunale ovviamente? Il patrimonio scolastico comunale è in continua manutenzione, d'altronde per definizione un patrimonio di questo tipo ha necessità di continui adattamenti, di funzionalizzazioni, di manutenzione ordinaria, anche di quelle meno ordinarie, di quelle straordinarie. Devo dire che in questo senso siamo stati anche un pizzico fortunati, nel senso che i bandi ai quali abbiamo partecipato come comune li abbiamo sostanzialmente vinti tutti. Mi riferisco a quelli sulla diagnostica e anche per alcuni interventi su alcuni istituti che presentavano particolari problematicità. Tra essi penso anche alla vicenda dell'Anna Franchi, che è stata brillantemente superata. Quindi il patrimonio va costantemente accudito. Un messaggio agli studenti? Ma viviamo in un'era complicata, viviamo in un'era dove la competizione fuori dalle mura scolastiche nel mondo del lavoro è una competizione molto forte, allora bisogna attrezzarsi bene dentro le mura scolastiche per poter vincere quella competizione là, che è fatta certamente di nozioni, di formazione, ma è soprattutto fatta di crescita dell'uomo, del ragazzo, della ragazza nella sua universalità. La Sicilia perde alunni e anche con il rischio di posti di lavoro. Com'è la situazione in provincia di Agrigento? La situazione in provincia di Agrigento in questo momento è di 9 scuole sottodimensionate. Si intendono per scuole sottodimensionate quelle istituzioni scolastiche che non raggiungono il parametro minimo fissato dalla legge, che è pari a 600 per poter avere autonomia scolastica. Comunque tra qualche giorno ci sarà la conferenza provinciale proprio per il dimensionamento, nella quale si valuteranno le proposte per la razionalizzazione delle istituzioni scolastiche in maniera tale da costituire delle istituzioni che consentono ai docenti di rimanere, diciamo, comunque nei loro posti. Ogni anno il primo giorno lo dedichiamo all'accoglienza dei ragazzi e delle famiglie del primo anno scolastico, perché sono numerose, sono 300, come voi vedete ci sono tantissimi genitori e questo fa piacere perché vuol dire che sono molto vicini alla scuola, all'istituzione, e questo è importante, perché essere vicino all'istituzione vuol dire che c'è una massiccia collaborazione e ci sarà un buon lavoro sicuramente.